Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo la seduta. Dottor Nobile, segretario, prego. Sindaco, Bosa Oriana, Giusto Alessandra, Boato Giuseppe, Comiso Giovanni, Martisano Rocco, Barbara Riccardo, Rosso Filippo, Manzano Lorenza, Massia Benito, Nuova Sala Cacchiotto Giacomo, Viola Carlo, Conte Rosanna, Antelmo Luca, Paolo Marco, Ferraro Elisa. Nomino quali scrutatori per questa seduta la consigliera Lanzani, il consigliere Cortolussi e la consigliera Ferraro. Ci sono interpellanze o interrogazioni? Il capogruppo Favaro. Presidente, grazie e buonasera a tutti. Prima di iniziare con il primo punto all'ordine del giorno relativo alle interrogazioni, volevo fare una questione d'ordine e chiedere alla Presidenza del Consiglio se era possibile, dato che oggi ricorrono i 25 anni della strage di Capaci, se era possibile che questo Consiglio Comunale rendesse omaggio a questo fatto triste, ricordasse questo fatto triste della storia della Repubblica Italiana e rendesse omaggio alle vittime con un minuto di raccoglimento. Sì, la ringrazio. Allora ci alziamo e facciamo. Continuiamo la seduta, ci sono interpellanze o interrogazioni? Consigliere Conte. Grazie. Interrogazione a risposta orale. Oggetto: esclusione dall'associazione a viso pubblico e indagini sotto l'antimafia, richiesta di informazioni. I sottoscritti consiglieri comunali Rosanna Conte, Carlo Nuovo e Lucantelmo del gruppo Lista Civica Agnolo, sindaco, ricordato che, a seguito delle vicende che nel 2013 riguardavano l'amministrazione di allora, in relazione a presunte infiltrazioni criminali mafiose nell'economia del business edilizio, nel 2014 l'associazione a viso pubblico, la rete degli enti locali contro le mafie, sospese, si disse temporaneamente, l'adesione del comune di Caore. Ricordato altresì che a seguito di tali vicende, delle quali a onor del vero ad oggi non si hanno avuto ufficialmente ulteriori riscontri, ancorché riguardassero, almeno così erano emerso, decisioni di carattere amministrativo determinate, così pareva, da presunte minacce ricevute dal sindaco Sfiori, il quale però ebbe modo poi di smentire l'esistenza. La procura antimafia di Trieste ha più cura delle indagini su fatti denunciati con la loro sindaco Sfiori. A quanto pare indagato per falsa testimonianza. Evidenziato che l'allora sindaco Sfiori, secondo quanto riportato da organi di stampa, citato Fatto Quotidiano il 24 ottobre 2014, pare avesse annunciato ricorso ai propri vivi delle associazioni antimafia contro la suddetta esclusione, sottolineando che il compito di amministrazione comunale è anche quello di promuovere e praticare, soprattutto tra i giovani, la cultura della legalità
legalità e di contrasto ad ogni tipo di prevaricazione. Interrogo la signoria vostra per sapere se corrisponde al vero che venne presentato il ricorso da parte del sindaco nei confronti dell'esclusione del comune di Cava dall'avviso pubblico, l'associazione degli enti locali contro le mafie di illegalità. Se qualora fosse stato presentato, questo avrebbe avuto eventualmente tale ricorso. Se ha intenzione, visto che il comune di Cava attualmente non è inserito tra i comuni aderenti, richiede da parte di codesta amministrazione all'avviso pubblico la possibilità di tornare a farne parte, fermo restando che non ci siano degli elementi stativi a riguardo per i quali sarebbe il caso essere messi a conoscenza. Se l'attuale amministrazione comunale non intendeva avviare, nel caso anche in concorso con la stessa associazione, specifiche iniziative in ambito territoriale, recependo il principale obiettivo di avviso pubblico, che è quello di promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e sui territori da essa governati. Quali sono infine gli sviluppi concernenti le indagini allora avviate dalla Procura antimafia di Trieste e qual è ad oggi la situazione in merito alla posizione del sindaco di allora, nonché la quale Luciano Strivoli? Questa è l'interrogazione, poi volevo dire due parole, se possibile, in merito a questa richiesta e perché ho fatto questa richiesta. Perché l'interrogazione ovviamente non ha nulla di personale, ma invece ha due principali obiettivi. Innanzitutto è quello di capire se ci sono delle condizioni affinché il nostro comune possa tornare a far parte dell'associazione avviso pubblico. Tanto che Cava era l'unico comune, e lo sarebbe ancora oggi, nel portoghese, che era socio di questa associazione. Perché peraltro lo scorso 18 maggio ha nominato come coordinatore provinciale dell'associazione il presidente del consiglio del comune di San Donato di Piave, Francesco Ristante. Riteniamo che per tornare a fare parte del uso pubblico sarebbe estremamente significativo per il nostro comune, tenendo anche conto che Cava purtroppo è stato all'onore della zona per fatti e vicende che hanno indicato come in realtà dove potrebbero essere le imputazioni di carattere mafioso, tanto da sollevare gli interventi parlamentari. Quindi per noi sarebbe un segnale importante in un momento in cui in generale vi è un ripristino della cultura della legalità assolutamente fondamentali. Mi ricordo quanto anche detto dal consigliere Favaro, l'ho sottolineato oggi appunto perché il 23 maggio del 1992 a Capaci perso la vita di Giuseppe Falcone, la moglie e altre 3 agenti della scorta. Quindi mi sembrava il giorno giusto per proporre questa interrogazione. Infatti ieri come oggi il loro sacrificio, qualità della rappresentanza dello Stato, della legalità e dell'opposizione al delitto di impotenza dell'antimafia. Della mafia resta un esempio quanto mai vivo e presente nella memoria e nell'impegno quotidiano di ciascuno di noi e dovrebbe essere condiviso con l'avviso pubblico, che profonde ogni giorno sul territorio e in collaborazione con i comuni nel prevenire e contrastare queste infiltrazioni mafiose. In quanto invece al secondo obiettivo, è quello di questa interrogazione non è altro che una richiesta per sapere e per rendere a conoscenza ai cittadini a che punto è la vicenda che allora vive il delegato del sindaco della Procura antimafia di Trieste. Solo al fine di fare chiarezza, auspicando comunque che sia stato un riscontro, un risultato, una conclusione positiva, e affinché il nostro comune possa tornare ed essere del quale sentire parlare delle bellezze, dell'economia del turismo e per quello che non per quello che non rappresenta la nostra comunità. Ringrazio e ho concluso. Grazie. Ci sono altre interrogazioni o interpellanze? Consigliere Ferrante. Grazie Presidente. Allora, richiesta di installazione videocamere al cimitero di San Giorgio di Vivenza. In data 18 maggio 2015 è stata inviata e protocollata al commissario dottoressa Piera Gumma e al dirigente del settore dei lavori pubblici una richiesta sottoscritta da parte di alcuni cittadini della frazione di San Giorgio di Vivenza, i quali lamentavano il verificarsi di incresciosi eventi di furto e danneggiamento di fiori, piante e oggetti personali deposti su tombe di cittadini estinti e ivi sepolti.
Considerati tali azioni ripetute nel tempo, nella lettera sopracitata i cittadini chiedevano la possibilità di installare una videocamera per vigilare e tutelare il rispetto del luogo, richiesta che non ha trovato risposta. Successivamente, in data 09/08/2016, è stata inviata e protocollata una seconda lettera al sindaco, al dirigente dei settori dei lavori pubblici e per conoscenza all'ufficio concessioni cimiteriali, in cui si rinnovava la necessità di predisporre strumenti di videosorveglianza al fine di disincentivare azioni di furto e danneggiamento di fiori, piante e oggetti personali da parte di soggetti irrispettosi del luogo cimiteriale. Tutto ciò premesso, si chiede a codesta amministrazione per quale motivo non è stato ritenuto necessario dare risposta ai cittadini che, lamentando situazioni di disagio, hanno correttamente chiesto l'intervento della pubblica amministrazione. A tal fine si chiede la possibilità di installare una videocamera o strumenti di controllo e monitoraggio delle attività che si svolgono all'interno del cimitero, quali sensori anti-intrusione e nuovi punti luce, reperendo fonti necessarie anche alla luce dell'avanzo di bilancio esercizio 2016, confrontandosi anche con altri comuni limitrofi come San Michele a Tagliamento o Jesolo, che hanno già predisposto sistemi di sorveglianza. Grazie. Grazie capogruppo Favaro. Grazie Presidente, do lettura di una seconda interrogazione che presentiamo. Interpellanza urgente con risposta scritta ai sensi dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio Comunale. L'itinerario cicloturistico Gira Livenza è inagibile per mancanza di manutenzione ordinaria. Nel sito internet del Comune di Caorle, nella pagina dedicata alle opere pubbliche realizzate, si trova la scheda relativa al Gira Livenza, un itinerario ciclabile lungo l'argine del fiume Livenza, importo cofinanziato dal Comune di Caorle, euro 30.000, anno di esecuzione 2007. Peccato però che in questi giorni tale itinerario nel tratto da Capottoni a Caporniani risulti impraticabile a causa dell'erba troppo alta. Un altro esempio negativo è rappresentato dal Giraremine che al passo Palagone si trova interrotto per mancanza del servizio traghetto. In mille occasioni da più fonti si sente ripetere che sempre più il successo turistico di un territorio dipende dalla disponibilità e funzionalità di infrastrutture per la ciclabilità. In questi anni nel Veneto orientale, soprattutto grazie al ruolo di coordinamento di Vegal, sono state realizzate importanti opere per la fruizione cicloturistica del territorio rurale, ricco di motivi di interesse ambientale, paesaggistico, storico-culturale e enogastronomico. Per la realizzazione di tali opere negli ultimi 20 anni sono state investite ingenti risorse economiche attinte dai fondi comunitari e dai bilanci degli enti locali. Per queste ragioni è doloroso assistere allo stato di abbandono in cui frequentemente si trovano questi itinerari, in particolare durante la primavera-estate, periodo di potenziale più intenso utilizzo. Rimane infatti risolta l'annosa questione della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di queste opere. Di riflesso queste criticità penalizzano direttamente o indirettamente il nostro sistema turistico. È evidente che il Comune di Caorle è un attore fondamentale che, pur non avendo, salvo rare eccezioni, competenze gestionali dirette sul sedime demaniale interessato da questi itinerari, può e deve svolgere un ruolo attivo per la ricerca di soluzioni della problematica. In altri contesti territoriali meglio organizzati del nostro si sono rivelate efficaci forme di collaborazione tra soggetti pubblici e operatori privati. La presente interrogazione si rivolgono all'amministrazione comunale i seguenti quesiti. Quali strategie il Comune di Caorle intende perseguire per risolvere in via definitiva il problema della gestione e manutenzione degli itinerari cicloturistici che si sviluppano nei contesti rurali del territorio comunale? Sono previsti interventi urgenti a carico del Comune di Caorle per risolvere le criticità presenti lungo il Gira Livenza, Gira Lemine e Gira Lagune, nei tratti che interessano il nostro territorio comunale e per garantire la loro percorribilità nel periodo primavera-estate dell'anno in corso? Consiglieri comunali Marco Favaro e Maria Elisa Ferraro. Grazie. Ne ho un'altra.
Terza interrogazione, sempre urgente, con risposta scritta. Lavori senza preavviso nel porto canale del Rio Interno di Capri. La mattina di lunedì 20 marzo 2017 un motopontone entrava nel porto canale del Rio Interno di Capri senza alcun preavviso ai pescatori che ormeggiano le loro barche lungo le banchine del porto stesso. Il motopontone aveva dimensioni tali da costringere alcuni pescatori a spostare in tutta fretta le proprie barche per evitare collisioni e conseguenti gravi danni. Gli uffici comunali interpellati sull'accaduto sono risultati completamente all'oscuro. L'allora assessore alla pesca Rocco Marchesano, presente quella mattina nei pressi del mercato ittico, interpellato dai pescatori comprensibilmente allarmati e contrariati per quanto accaduto, appariva invece informato su questi movimenti e un'altra persona presente in compagnia dell'assessore affermava che stavano cercando il blocco di cemento. La presente interrogazione per chiedere a quale ditta appartiene il motopontone in questione, a che titolo percorreva le acque del Rio Interno, con quale scopo, con quali autorizzazioni su incarico richiesta di quali soggetti, perché il Comune di Capri, titolare della gestione delle banchine e degli specchi acqui del porto canale del Rio Interno, qualora informato su questi movimenti, non ha ritenuto di avvisare per tempo i pescatori per chiedere loro di spostare le barche? In caso di danni, di chi sarebbe stata la responsabilità? I consiglieri comunali Marco Fava e Maria Elisa Ferrara. Quarta e ultima interrogazione, sempre interpellanza urgente con risposta scritta. Ponte delle bilance con meno portata, deviati bus a TVO, Cacorniani, Cacottoni, isolate. Domenica 26 marzo 2017 il ponte delle bilance è stato percorso per l'ultima volta dall'autobus a TVO della storica linea Cavo della Salute Portogruaro. Il giorno dopo infatti è entrata in vigore l'ordinanza della città metropolitana di Venezia che impone limitazioni alla circolazione sul ponte per motivi di sicurezza date le sue precarie condizioni. La suddetta ordinanza istituisce il divieto di transito di mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, dunque anche degli autobus. In base a quanto si legge sulla stampa, risulta che il ponte delle bilance necessiti di importanti interventi di manutenzione, rispetto ai quali la città metropolitana non avrebbe le necessarie risorse economiche. Così, da un giorno all'altro, le frazioni di Cacorniani e Cacottoni, con i loro circa 400 residenti, si sono trovate isolate, prive di trasporto pubblico di linea. Si legge sulla stampa che il Comune di Capri ha messo a disposizione un bus scolastico al mattino per raggiungere la Salute, dove sono possibili le coincidenze verso San Donà e Portogruaro. Ma chiaramente è una risposta insufficiente per risolvere i problemi e i disagi di un numero così importante di cittadini. Non solo gli studenti, ma anche la popolazione anziana si vedono negare il diritto alla mobilità e sono così abbandonati nell'isolamento e nella lontananza rispetto ai centri che offrono servizi essenziali per la vita quotidiana. I cittadini residenti nelle due frazioni si sono attivati per promuovere una raccolta di firme. La preoccupazione è grande. Già prima di questa chiusura le comunità di Cacorniani e di Cacottoni di certo non godevano di buona salute e di grandi attenzioni da parte del Comune di Capri. Ora, con questa batosta, le due frazioni con ogni probabilità subiranno un ulteriore spopolamento. Dopo la perdita del punto di primo intervento nei mesi invernali, ora, con la chiusura a tempo indeterminato di un'importante linea storica di trasporto pubblico, il nostro comune e i suoi abitanti vengono ulteriormente impoveriti di servizi indispensabili e vitali. E l'amministrazione comunale di Capri che fa? A quanto pare nulla, fatta eccezione per il bus scolastico. Il sindaco sulla questione non ha fatto sentire la sua voce, magari per lanciare un appello. Nemmeno un comunicato è uscito dal municipio di Capri. Considerato che la perdita del trasporto pubblico di linea rappresenta una gravissima e intollerabile penalizzazione per i cittadini residenti delle frazioni di Cacorniani e di Cacottoni, a 2 mesi dalla sospensione di tale servizio, con la presente interpellanza urgente, si chiedono notizie circa le iniziative concrete che il sindaco, nella sua veste di rappresentante della comunità che vive nel territorio del nostro comune, abbia eventualmente intrapreso o intraprenderà a breve nei confronti della città metropolitana di Venezia, con l'obiettivo di richiedere un adeguato investimento, anche eventualmente con la compartecipazione alla spesa da parte del Comune di Capri, per lavori di risanamento strutturale del ponte delle bilance
al fine di ripristinare quanto prima il trasporto pubblico di linea nella tratta in questione. I consiglieri comunali Marco Favaro e Maria Elisa Ferraro. Grazie. Ci sono altri interpellanti? Passiamo al primo punto dell'ordine del giorno. Approvazione progetti e schemi di convenzione ai sensi della GR numero 532 del 28 aprile 2017 relativa ai criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi ai sensi dell'articolo 6,7 bis della legge regionale del 22 giugno 93 numero 16, iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale. Relazione al sindaco. Vista la delibera di giunta regionale numero 532 del 28 aprile 2017, avente ad oggetto criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 6,7 bis della legge regionale 22 giugno 1993 numero 16, iniziativa per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, considerata la consistente produzione normativa intervenuta in questi ultimi anni e relativamente all'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni fondamentali, processo iniziato per il decreto legge 78 del 2010 e successivamente proseguito con le seguenti norme. Decreto legge 138 del 2011, convertito nella legge 148 del 2011, normativa che aveva previsto disposizioni particolarmente restrittive per i comuni più piccoli di 1.000 abitanti con l'obbligo di avviare l'esercizio associato di tutte le funzioni amministrative e introduzione di una rappresentanza istituzionale estremamente ridotta rispetto all'attuale composizione politica dei consigli comunali delle giunte. Legge regionale numero 18 del 27 aprile 2012 disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con la quale la Regione Veneto disciplina il processo di riordino territoriale attraverso l'individuazione della dimensione territoriale omogenea con un processo di concertazione con i comuni interessati previsto dall'articolo 8. Decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito in legge 7 agosto 2012 numero 135, disponibile più, la quale prevede la completa riorganizzazione delle province e escludendo i comuni di gran parte delle funzioni finora indicate alle stesse articolo 17. Legge regionale 28 settembre 2012 numero 40, norme in materia di unioni montane, la quale abrogando la precedente legge regionale norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane, ha riscritto le norme fondamentali per la trasformazione delle comunità montane in unioni montane. Le successive delibere regionali, in occasione delle citate leggi regionali 18 2012 e 40 2012, nonché la delibera di giunta regionale 1417 del 6 agosto 2013, piano di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 18 2012. La legge numero 56 del 7 aprile 2014, disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni, nota come legge del Rio, la quale interviene nuovamente sulla materia, modificando l'intero comparto delle autonomie locali e dando funzione alla provincia di Venezia e alla città metropolitana. In altre recenti disposizioni normative si ritrovano riferimenti relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi tra gli enti locali, quale il decreto legge 192 del 2014, convertito nella legge 11 del 2015, l'articolo 4,6 bis e articolo 8, commi 3 ter e 3 quater, il decreto legge 78 del 2015, convertito in legge 125 del 2015, articoli 4, commi 4 bis e 4 ter, e la legge 28 dicembre 2015, numero 208, legge di stabilità per il 2016, articolo 1, commi 17 e 18, 229, 709, 710, 729 e 762. Considerato che il comma 7 bis dell'articolo 6 della legge regionale 22 giugno 93 numero 16, intitolata Iniziativa per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale, così come inserito nella finanziaria regionale per l'anno 2014, prevede che la Regione Veneto, al fine di rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, può concedere contributi in armonia in attuazione di quanto previsto con la legge regionale 18/2012 in materia di riordino territoriale e gestioni associate. Tali contributi sono diretti a finanziare iniziative che interessano l'area del Veneto orientale e che siano promosse dalla conferenza permanente dei sindaci, quale organismo competente in attività di indirizzo e promozione delle iniziative localizzate nell'area di riferimento. Vista la già citata delibera della Giunta regionale numero 532 del 28 aprile 2017,
la quale prevede la possibilità di chiedere alla Regione Veneto un contributo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti in materia di riordino territoriale, l'avvio e la riorganizzazione di gestioni associate all'esercizio delle funzioni e servizi comunali da parte dei comuni e loro forme associative volte a rafforzare l'assetto istituzionale del territorio, preso atto che la citata delibera giunta regionale 532 del 2017 individua quale destinazione di contributi e progetti che possono riguardare azioni dirette ad assicurare agli enti locali assistenza giuridico-tecnico-organizzativa per favorire i processi di riorganizzazione dell'amministrazione comunale ai fini del riordino istituzionale, promozione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari a favore del personale degli enti locali, nonché studi di ricerca su questioni di interesse degli enti locali in attuazione della legge regionale 18/2012, iniziative connesse all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, connesse all'avvio al potenziamento delle forme associate durante un periodo di 5 anni. Preso atto che la delibera della Giunta regionale 532 del 2017 ritiene tendenzialmente interessati i 20 comuni ubicati nell'area del Veneto orientale, Annone Veneto, Cava, Ceggia, Cinto, Camaggiore, Concordia Sagittaria, Eraclea, Salta di Piave, Rossato, Portogruaro, Guaro, Jesolo, Melo, Giro di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Camaggiore, San Dona di Piave, San Michele del Elemento, San Stino di Rivenza, Tel Veneto, Torre di Mosto, i quali potranno fare richiesta di contributo mediante l'individuazione di un comune in qualità di ente capofila, deputato a gestire l'iniziativa e tenere i rapporti con l'amministrazione regionale. Preso atto che il contributo stanziato dalla delibera di Giunta regionale 532 del 2017 ammonta complessivamente a euro 100.000 e che sarà assegnato a misura del 90% delle spese preventivate e ammesse per singolo progetto nei limiti dello stanziamento massimo previsto, considerato che la richiesta di contributo sottoscritta al legale rappresentante dell'ente locale in qualità di ente capofila del progetto, dalla forma associativa e dal Presidente della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, dovrà essere inoltrata al direttore della sezione enti locali strumentali ed è trasmessa unitamente agli allegati in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione del Veneto entro il termine del 31 maggio 2017, considerato altresì che la richiesta di finanziamento dovrà essere correlata dai seguenti documenti. Documentazione comprovante l'approvazione della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale dei progetti presentati agli enti locali e i loro contenuti. Deliberazioni consigliari dei comuni di approvazione dei progetti relativi ai piani economico-finanziari delle spese preventivate, analiticamente esposte con indicazione dei mezzi finanziari per la parte non coperta dal contributo regionale, nonché della convenzione delle congiunte di individuazione dell'ente capofila deputato a gestire l'iniziativa e a tenere i rapporti con l'amministrazione regionale e i contenuti della gestione associata. Deliberazione del competente organo dell'Unione dei Comuni di approvazione di progetti relativi ai piani economico-finanziario delle spese preventivate, analiticamente indicate e con indicazione di mezzi finanziari per la parte non coperta dal contributo regionale e contenuti minimi del progetto, una relazione esplicativa e inclusiva delle modalità di realizzazione del cronoprogramma. Preso atto che i contributi concessi saranno liquidati a seguito di presentazione del progetto analitico delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente locale beneficiario e dal responsabile dei servizi finanziari, corredato dalla documentazione giustificativa di spesa della scheda beneficiaria in termine del 31 ottobre 2017,